Amen. Potete sedervi? Bene. Amen. Signore Gesù, in questo momento, dopo questi festeggiamenti, queste celebrazioni, vogliamo metterci in un momento di concentrazione, di serietà per ascoltare la Tua parola. Per questo io ti chiedo, Signore, che questa sera ogni orecchio possa essere attento a quello che Tu vuoi ministrare, che ogni mente, che ogni cuore possa essere aperta verso il seme che Tu vuoi lanciare dentro di noi. Benedici, Signore, la Tua Chiesa, che attraverso questa parola Tu possa mettere in noi una coscienza, una certezza, una fede, Signore, che deriva dalla Tua stessa parola. Per questo io ti prego e noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, nelle scorse settimane abbiamo parlato di un argomento, siamo in mezzo, all'interno di una serie di predicazioni basate su un unico testo della Bibbia, che è il secondo libro di Re, al capitolo 2, che adesso non leggeremo perché è un capitolo un po' lungo da leggere e non voglio concentrarmi su questo, ma per chi si ricorda, per chi è stato qua queste settimane già lo sa, per chi non se lo ricorda facciamo un breve refresh, non so come si dice, un breve riassunto, grazie mille, mamma mia, vedi, molto bene. Un breve riassunto. Stiamo parlando di questo testo in cui ci sono questi due profeti, Elia e Eliseo. Elia è il profeta di Israele, Eliseo è la persona che Dio aveva già nominato per essere il suo successore. Ma vediamo che Eliseo non è ancora pronto per prendere l'incarico di Elia, per diventare lui il profeta in Israele. E poco prima che Elia venga rapito in cielo, come molti di voi già sanno, Elia non è mai morto, ma è stato rapito in cielo su un carro di fuoco. Eliseo insieme a Elia ha dovuto passare per quello che noi abbiamo chiamato un processo affinché potesse ricevere questa eredità di Elia, potesse diventare veramente il successore di Elia. E questo processo passa da diverse tappe, passa da diversi momenti. Abbiamo visto che queste tappe, questi momenti sono tappe che il testo ci indica con nomi di città. Elia e Eliseo prima vanno a Gilgal, poi vanno a Betel, poi vanno a Gerico, poi vanno al fiume Giordano, fino al momento in cui avviene questa successione da Elia a Eliseo come profeta di Israele. E abbiamo definito che ognuna di queste città è una tappa anche per i nostri processi, perché ognuno di noi passa da questo processo e abbiamo detto che il processo è individuale, il processo è soggettivo, non c'è un processo uguale l'uno all'altro, ma esistono delle tappe che sono uguali nei processi delle vite di ognuno di noi, indipendentemente di che processo si parli. Abbiamo detto che qualcuno vive il processo quando sta conoscendo Gesù per la prima volta, è nel cammino, è su questa strada per conoscere Gesù e è il processo di conversione. Abbiamo detto che ci sono persone già convertite che vivono processi di cambiamento, di trasformazione personale, cambiamento di attitudini, di carattere, e ci sono ancora persone come similmente Eliseo che vivono processi perché possono essere rafforzate spiritualmente, perché Gesù ci ha promesso di fare le cose che Lui ha fatto e di farne anche di maggiori, no? Però in molti di noi non riescono a vivere questa promessa, non riescono a fare quelle cose che Gesù ha fatte, non riescono a fare i miracoli di Gesù, le guarigioni di Gesù, le prediche di Gesù, ma Gesù ci ha promesso che noi avremmo fatto le stesse cose e anche di maggiori. E non credo che Gesù ci stesse prendendo in giro, no? Secondo me non ci stava prendendo in giro. Penso veramente che possiamo fare tutto questo e se ancora non abbiamo vissuto questo nella nostra vita dobbiamo passare come Eliseo per un processo per ricevere questa potenza dello Spirito Santo. Quindi indipendentemente dal processo che stiamo passando, che passeremo, ci sono queste tappe in quello di ognuno di noi. La prima tappa che abbiamo visto è Gilgal. Abbiamo detto che Gilgal è la città che rappresenta il nuovo inizio, è stato il nuovo inizio più volte per il popolo di Israele, la città di Gilgal. E il nostro processo parte giustamente da un nuovo inizio, parte da una nuova strada che noi percorriamo. E questa strada noi la percorriamo, questo nuovo inizio esiste quando noi ci rendiamo conto che abbiamo la necessità
di vivere qualcosa di nuovo. Quando noi ci rendiamo conto, ad esempio, che la nostra vita senza Gesù è vuota, quando noi ci rendiamo conto che siamo peccatori e che dobbiamo vivere un pentimento, un ravvedimento, o quando noi ci rendiamo conto che c'è qualcosa nel nostro carattere, nel nostro temperamento, nelle nostre attitudini che deve essere cambiato per conservare le nostre amicizie, le nostre relazioni, il nostro matrimonio, il rapporto con i nostri figli o con i genitori. Quando ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di un cambiamento, passiamo per Gilgal. Quello è il nuovo inizio, il rendersi conto di una nostra mancanza. E anche quando ci rendiamo conto che veramente potremmo fare di più per l'opera di Dio, potremmo essere usati di più da Dio, quando ci rendiamo conto di questo, noi passiamo per Gilgal, per entrare sulla strada della potenza spirituale. Il nuovo inizio è la prima tappa di ogni processo, di qualsiasi di noi, indipendentemente che sia individuale o soggettivo. La seconda tappa, quando cominciamo questa strada, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di questo cambiamento, di questa novità, la seconda tappa per cui sono passati Elia e Eliseo è la città di Betel. E abbiamo identificato nella città di Betel attraverso un testo che la vede protagonista nel libro di Genesi, un testo che ci parla di Giacobbe, che Betel è la città del patto. Lì Giacobbe fece un patto con Dio, non Dio fece un patto con Giacobbe, ci fu anche quello in realtà, ma Betel non è la città del patto che Dio fa con Giacobbe, è la città in cui Giacobbe, in cui l'uomo, in cui noi facciamo un patto con Dio, un patto di fedeltà. Abbiamo visto che Giacobbe ha detto: se Dio farà, lui sarà il mio Dio, il Signore sarà il mio Dio. È un patto di adorazione spirituale, di consegna spirituale. Abbiamo visto che lì Giacobbe costruì un altare in cui poi adorò Dio. È un patto di consegna materiale. Abbiamo visto che lì Giacobbe disse: io darò a Dio la 10ª di ogni cosa. E abbiamo parlato, per chi c'era la settimana scorsa, a lungo anche su questo discorso di 10ª, un discorso di cui io non parlo quasi mai. Forse però per questo oggi ci sono la metà delle persone della settimana scorsa, perché abbiamo intrapreso il discorso delle decime, ma sto scherzando. Ma abbiamo parlato di decima, abbiamo parlato di questa consegna materiale, okay, che è importante quanto quella spirituale. Abbiamo visto quanto è rilevante nel mondo spirituale, quanto è rilevante agli occhi di Dio. Bene, questo è il riassunto di quello che abbiamo visto fino adesso. Tu che hai vissuto tutti i culti fino ad oggi, li hai visti, non ti sei perso niente. Te che magari sei mancato a qualcuno di questi culti, voglio darti una buona notizia: abbiamo un canale di YouTube in cui ci sono tutte le live dei nostri culti, ci sono anche le predicazioni separate, tagliate dalla live. Se vuoi andare ad ascoltare queste predicazioni di queste 2 settimane che magari ti sei perso, o anche altre in passato, sono sicuro che saranno molto edificanti per la tua vita, che saranno una benedizione per te. Non perché sto predicando io, assolutamente. Se tu pensi che io posso darti qualcosa, stai sbagliando. Io non posso assolutamente darti niente, ma se tu credi che sia lo Spirito Santo che parli in questa chiesa attraverso di me, attraverso la pastora Andrea, attraverso Giacomo, attraverso Gilson, tutti coloro che ministrano su questo pulpito, se credi che sia lo Spirito Santo a parlare in questa chiesa, sono sicuro che sarai edificato e benedetto da tutto il materiale che trovi anche sul nostro canale di YouTube. Bene, la terza città finalmente è la città di Gerico. Elia e Eliseo prima vanno a Gilgal, poi vanno a Betel, poi vanno a Gerico. E che cosa rappresenta, che cosa significa per noi oggi la città di Gerico? Noi vediamo questa città apparire molte volte nel corso della Bibbia. Nel Nuovo Testamento ci sono alcuni degli avvenimenti più belli probabilmente che noi troviamo nei Vangeli. È alle porte di Gerico che Gesù fa quella bellissima guarigione del cieco Bartimeo. È nella città di Gerico in cui vediamo la conversione del capo dei pubblicani, Zaccheo. Quindi Gerico è una città molto citata nella Bibbia, ma noi non possiamo prendere queste città a riferimento per questi episodi, a riferimento per la parola di oggi. Perché? Perché stiamo cercando, e questo è un consiglio, no? Anche per tutti coloro che vogliono magari entrare, soprattutto per chi vuole entrare nel mondo della predicazione, ma
in generale per tutti coloro che vogliono ricevere rivelazioni dalla Bibbia, perché sappiamo che la Bibbia è un libro che può rivelarci molto, no? È un libro reale, è un libro vivo, è un libro attuale. Scherzando si dice che la Bibbia è più attuale del giornale di domani, no? Ma è anche un libro che bisogna sapere come leggerlo per ricevere certe rivelazioni. La Bibbia può diventare anche un libro pericoloso. Non voglio che mi guardiate con una faccia tipo questo è un pastore eretico, no? Ma la Bibbia può diventare un libro pericoloso. Se noi ci ricordiamo quando Gesù è stato tentato da Satana nel deserto, Satana faceva le sue tentazioni usando versetti della Bibbia. Satana prendeva un versetto biblico e diceva: Gesù, buttati giù da questo palazzo, perché c'è scritto nella Bibbia che Dio manderà i tuoi angeli a soccorrerti. E Gesù gli risponde dicendo: guarda Satana, che c'è scritto anche, non tenterai il Signore tuo Dio. Quindi Satana prendeva la Bibbia, prendeva un versetto della Bibbia, lo decontestualizzava, non so neanche se esiste questa parola, lo toglieva dal contesto e buttava questo versetto lì cercando di dare una rivelazione a Gesù, no? Gesù, che ovviamente conosce la Bibbia anche più di Satana, in quanto lui stesso è la parola, ha saputo rispondere. Ma per questo dico che la Bibbia può essere un libro anche pericoloso, perché se noi prendiamo un versetto biblico qua e là, possiamo dire qualsiasi cosa, possiamo far dire qualsiasi cosa alla Bibbia, e noi non possiamo comportarci in questo modo con la scrittura. Quindi quando noi ricerchiamo una rivelazione, una parola per i nostri cuori, o quando ricerchiamo di fare una predicazione, di costruire una predicazione, quando ricerchiamo di costruire una dottrina biblica, in questi mesi, se vi ricordate, abbiamo costruito, tra virgolette, durante i culti delle dottrine bibliche. La settimana scorsa abbiamo costruito una dottrina delle decime, non l'abbiamo fatto prendendo un versetto, l'abbiamo fatto prendendo diversi versetti, dandogli un contesto nell'Antico, nel Nuovo Testamento. In questo modo si può ricercare una rivelazione, creare una dottrina nella Bibbia. L'abbiamo fatto qualche tempo fa parlando di adorazione, abbiamo costruito la dottrina dell'adorazione. Quindi per questo motivo non possiamo usare i testi del Nuovo Testamento in particolare per la parola di oggi. Perché? Perché Eliseo nel Nuovo Testamento non era ancora nato, no? Eliseo è vissuto centinaia di anni prima di Gesù. E quando noi abbiamo parlato di Gilgal, noi ci siamo basati su testi che erano antecedenti alla nascita di Eliseo. Quando abbiamo parlato di Betel, ci siamo basati su testi che erano antecedenti alla nascita di Eliseo. E quando parliamo di Gerico dobbiamo ugualmente basarci su testi che erano antecedenti alla nascita di Eliseo, perché a Eliseo non gli interessa niente che a Gerico Bartimeo è stato curato. Eliseo non era vissuto, non lo può sapere. Non possiamo creare una dottrina o ricercare una rivelazione in questo senso. Quindi cos'è che è avvenuto di tanto importante a Gerico prima della nascita di Eliseo? L'abbiamo cantato prima come prima lode di oggi, e forse è l'avvenimento più conosciuto di Gerico. È proprio la battaglia, la guerra che si è verificata a Gerico quando Giosuè è entrato nella terra promessa. E questa città, Gerico, ci parla di battaglia, perché quando noi viviamo un processo nella nostra vita, il processo comincia ad un nuovo inizio, comincia con la coscienza che c'è bisogno di questo processo, continua con una consegna da parte nostra totale a Dio, spirituale, materiale, una consegna totale a Dio, ma prima o poi, durante questo processo, arriva la battaglia, arriva la prova, arriva l'afflizione, e puoi stare sicuro che questo arriverà, puoi stare sicuro, puoi scrivertelo da qualche parte, prima o poi la difficoltà, la battaglia, Gerico arriverà nel corso di questo processo. E fratelli e sorelle, noi viviamo costantemente in una battaglia. In Efesini al capitolo 6, dal versetto 10 in avanti, l'Apostolo Paolo scrive: del resto fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue,
ma contro principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Che cos'è il nostro combattimento? Noi viviamo una battaglia, quando noi passiamo per un processo possiamo stare certi che la prova, la guerra, la battaglia arriverà. E contro chi è questa battaglia? Contro principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre. È contro di loro e noi dobbiamo capire che ci sono vari strati nel mondo in cui viviamo. C'è uno strato che è questo qua, terreno, terrestre, e poi c'è uno strato superiore che è uno strato spirituale. E in questo strato spirituale vivono gli angeli, non persone ma entità, chiamiamole così, che sono state istituite da Dio, sono ministri di Dio, sono ministri che benedicono la nostra vita, che proteggono la nostra vita, che consegnano le risposte delle nostre preghiere, fanno cose meravigliose per noi e sono esseri molto potenti, molto più di noi. C'è scritto nella Bibbia che in una sola notte un solo angelo è riuscito a distruggere un esercito di più di 180.000 uomini. E se ce ne fossero stati ancora di più, se ne fossero stati più di 200.000, li avrebbe distrutti forse anche più di 200.000 e forse anche più di 1 milione. Sono esseri molto più potenti di noi. Ma come ci sono gli angeli, ci sono anche i demoni, questi principati, potestà e tutto il resto, che vivono in questa parte, in questo strato di mondo spirituale. E questi demoni cercano di ostacolare la nostra vita, di impedire che noi ci salviamo, di impedire le benedizioni della nostra vita, di impedire il piano soprattutto di Dio per la nostra vita. E in cima a questa lista di demoni ce n'è uno in particolare che abbiamo letto in questo testo, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Lui è il capo di tutti i demoni. La Bibbia lo chiama diavolo, a volte lo chiama Satana, a volte lo chiama Belzebù, ci sono altri nomi, Apollyon o Abaddon, vengono dati vari nomi a questa entità. È un angelo caduto dal cielo, nell'Apocalisse c'è scritto che con la sua coda, quando è caduto, ha portato con sé 1/3 degli angeli del paradiso, che sono diventati tutti questi demoni che oggi impediscono la nostra gioia, la nostra benedizione, la nostra salvezza. Per questo motivo, cari fratelli e sorelle, noi non possiamo stare completamente tranquilli, perché se un angelo in una notte ha distrutto più di 180.000 uomini, un demone che è un angelo può fare lo stesso. Sono molto più forti di noi, molto più intelligenti, molto più sapienti di noi. E per questo motivo l'Apostolo Paolo continua la sua lettera nei versetti successivi del 13 in avanti, dicendoci in che modo noi dobbiamo combattere. Perché se noi pensiamo di sconfiggere Satana e i suoi scagnozzi con le nostre armi materiali, con le nostre armi fisiche, e non sto parlando di pistole o spade, sto parlando magari della nostra bravura, talento, intelligenza, saggezza. Se pensiamo che con le nostre abilità possiamo sconfiggerli, stiamo pensando sbagliato. Stiamo pensando completamente sbagliato. Per questo Paolo prosegue nella sua lettera dicendo: perciò, visto che abbiamo questo combattimento contro queste cose bruttissime, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. E di cosa è composta questa armatura di Dio? Della cintura della verità, della corazza, della giustizia, dei calzari, delle scarpe, che sono lo zelo per il Vangelo della pace. Poi troviamo lo scudo della fede, l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E nonostante abbiamo tutta questa armatura qua, ancora Paolo non si ferma e ci dice: nonostante avete tutta questa armatura, dovete fare anche altre cose. Prima cosa, pregare in ogni tempo, versetto 18. Seconda cosa, vegliare con ogni perseveranza. Ci sono tutta questa lista, tutto questo elenco di cose che noi dobbiamo fare per riuscire a combattere, a quantomeno alla pari con questi
farabutti che vogliono il nostro male, con questi demoni, Satana e tutto il resto. Ma teoricamente noi non dovremmo preoccuparci più di tanto di queste battaglie spirituali. Sapete perché? C'è scritto in Efesini al capitolo 1 che Dio ha messo dentro di noi, che siamo credenti, il sigillo dello Spirito Santo. Quando si parla di un sigillo, si parla di un qualcosa che ha più funzionalità. A me piace pensare al sigillo come il tappo della marmellata, no? Sapete quei barattoli di marmellata che quando li aprite per la prima volta fanno quel rumore? Sapete? Quello lì è il sigillo. E a cosa serve questo sigillo? A non fare entrare dentro il barattolo l'aria, giusto? Allo stesso modo funziona il sigillo dello Spirito Santo. Questo sigillo non fa entrare le cose cattive dentro di noi. È così che funziona il sigillo dello Spirito. Quindi noi non ci dovremmo preoccupare di queste battaglie spirituali se siamo con Dio. Se siamo con Dio. Ma nonostante questo, nonostante non ci dovremmo teoricamente preoccupare, praticamente ci possiamo preoccupare. Perché esistono due tipi di battaglie che noi possiamo affrontare, due tipi di prove che noi possiamo affrontare. La prima battaglia è quella in cui noi stessi ci mettiamo, no? Noi stessi qualche volta ci mettiamo in una battaglia spirituale contro il nemico. Perché ci mettiamo in queste battaglie? Come facciamo a metterci in queste battaglie? Molto facile. Se non abbiamo Dio nella nostra vita, noi siamo perennemente in battaglia con questo nemico. Non abbiamo il sigillo dello Spirito Santo e quindi l'aria può continuare a entrare nel barattolo di marmellata. Un altro modo è quello di lasciare spazio al nemico. È quello di non avere il tappo chiuso molto bene. E in questo modo il nemico può entrare. Quando noi lasciamo spazio, quando noi lasciamo brecce nel nostro spirito, nel nostro cuore, noi permettiamo che il nemico possa entrare e combattere contro di noi. Ma c'è un altro modo in cui noi viviamo battaglie spirituali. La prima è quando noi ce le cerchiamo, diciamo così, lasciamo brecce o non abbiamo Dio nella nostra vita. Il secondo modo è quando Dio ci mette in queste battaglie, è quando Dio ci mette in queste prove. Perché fratelli, chi è di Dio, c'è scritto nella prima lettera di Giovanni, il maligno non può toccarlo. Chi è di Dio, il maligno non può toccarlo. Quindi, almeno che noi non lasciamo brecce, il nemico non può farci niente. Ma se Dio vuole, può provare la nostra fede. Se Dio vuole, può metterci in una battaglia. E quando lo fa, è sempre con un proposito. E sicuramente quando noi stiamo passando per un processo come questo, è Dio che ci mette nella battaglia, è Dio che ci mette nella prova. Ma la battaglia di Gerico in particolare ci insegna come vincere questa battaglia, perché vediamo che questa battaglia di Gerico inizia con Dio che si presenta a Giosuè e gli dà la tattica, la strategia, il modulo vincente per vincere la battaglia contro il nemico, contro Gerico. E questa stessa strategia è quella che noi possiamo usare nelle nostre battaglie, nelle nostre prove, nei nostri processi. Voglio leggere per questo insieme a voi Giosuè capitolo 6 dal versetto 2 al versetto 5, che è questa strategia che Dio lascia a Giosuè. Giosuè, capitolo 6, dal versetto 2 al 5, dice così: E il Signore disse a Giosuè: Vedi, guarda, io do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Questo era già definito da Dio. Io do nella tua mano Gerico, i suoi re e i suoi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta, e così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà
ciascuno dritto davanti a sé. Amen. Questa è la tattica che Dio ha suggerito a Giosuè per conquistare la città di Gerico. Ricapitolando, per 7 volte, per 6 giorni fate un giro intorno alla città e il 7° giorno fate 7 giri. Insieme a voi marcerà anche l'arca, che sarà l'arca dell'alleanza, che rappresentava la presenza di Dio, che sarà scortata dai sacerdoti che suoneranno le trombe. Il 7° giorno, quando suoneranno le trombe, voi lancerete un grido. Quando lancerete un grido, le mura di Gerico cadranno e voi entrerete dritti dentro la città e là conquisterete, vincerete la battaglia. In questo testo noi troviamo la strategia vincente contro le prove, le battaglie della nostra vita, le prove, le battaglie che viviamo nel nostro processo. E la prima parte di questa strategia era quella di marciare, ma non marciare semplicemente. Dio ha detto a Giosuè: per 6 giorni marciate intorno alla città, e il 7° giorno per 7 volte marciate intorno alla città. Secondo voi, pensiamoci un attimo, se loro non avessero marciato tutte quelle volte, in totale hanno fatto 13 giri intorno alla città, se non avessero marciato per 13 volte intorno alla città, Dio non sarebbe stato in grado di abbattere le mura di Gerico. Se avessero fatto 12 giri e mezzo, Dio non poteva buttare giù le mura. No, vero? Dio poteva buttare giù le mura anche senza nessun giro. Dio è in grado di fare qualsiasi cosa. Che cos'è che allora è servito marciare tutte quelle volte intorno alla città? Quella marcia era una marcia di perseveranza. Il primo modo, la prima cosa da fare per vincere le nostre battaglie, le nostre prove quotidiane è avere perseveranza, è avere costanza. Perché la perseveranza cambia il nostro cuore. Nella lettera di Giacomo, al capitolo 1, nei primi versetti c'è scritto: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi nelle prove più svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, perseveranza. E la costanza compia pienamente l'opera su di voi, perché siete perfetti, completi, di nulla mancanti. Qui Giacomo, nella sua lettera, ci sta dicendo che la prova produce costanza. Allora, in che modo la prova può produrre costanza? Facciamo un ragionamento logico. In che modo la prova, la difficoltà può produrre costanza, può produrre perseveranza? Diciamo così, io entro in una prova, ok? La trovo difficile, esco dalla prova. Può produrre costanza, può produrre perseveranza questo? No. Allora Giacomo sta sbagliando, la prova non produce perseveranza. Che cos'è che produce perseveranza? Quando noi entriamo nella prova, la prova è difficile, ma continuiamo. La prova diventa più difficile, ma continuiamo. La prova continua a essere più difficile, ma continuiamo. La prova produce perseveranza, costanza, perché quello che esercitiamo dentro la prova è perseveranza. Non so se avete capito questo ragionamento. La prima cosa da fare per superare le nostre sfide quotidiane è quella di continuare ad andare avanti, è quella di continuare avendo perseveranza, è quella di continuare senza voltarsi indietro. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto: noi non siamo di quelli che tornano indietro alla loro perdizione, ma siamo di quelli che hanno fede per continuare, per andare avanti, per guadagnare la vita eterna. Quello che noi dobbiamo fare come prima cosa per vincere le nostre battaglie, le sfide quotidiane, è quella di perseverare. Perché la prova si produce perseveranza quando noi esercitiamo perseveranza. Penso che avete già sentito tutti quanti dire, no? O molti di voi hanno già sentito dire, che è un esempio molto usato: ho chiesto a Dio pazienza, e che cosa ha fatto Dio? Mi ha dato pazienza? No, mi ha messo in situazioni che provavano la mia pazienza, e in questo modo ho ottenuto più pazienza. Perché? Perché ho esercitato pazienza. Allo stesso modo, quando noi esercitiamo perseveranza, otteniamo
più perseveranza. Quindi il primo consiglio che ci viene dato da Dio per vincere la nostra battaglia è quello di perseverare. E questo è quello che noi dobbiamo fare, perché quando noi stiamo compiendo un processo, siate sicuri che la prova arriverà, ma se quando arriva la prova noi torniamo indietro, se quando arriva la difficoltà noi non abbiamo forza per andare avanti, non abbiamo fede per andare avanti, tutto ciò che ci siamo proposti, tutta questa grande potenza spirituale che stavamo aspettando, questo cambiamento che stavamo aspettando, questo miglioramento, questo vivere in Cristo che volevamo tanto ardentemente, se noi torniamo indietro noi non lo otterremo e la prova arriverà e metterà a prova la nostra perseveranza. La seconda cosa che dobbiamo fare, Dio dice così: e 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti, ovvero dobbiamo marciare, perseveranza, e insieme a noi deve venire l'arca del Signore, l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza, come ho detto prima, rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo. Molto semplicemente qua Dio sta dicendo: vuoi superare la prova? Io devo essere con te. È qualcosa che ho detto già 2 settimane fa nella prima predica, ma avevo portato l'esempio di Mosè. Quando Mosè doveva partire da un luogo nel deserto per andare in un altro luogo insieme a tutto il popolo, Dio gli ha detto: vai, prendi il tuo popolo e comincia a marciare. Ma Mosè sapeva che Dio era arrabbiato con il popolo, perché era appena successo una cosa bruttissima. E Mosè era molto preoccupato che Dio non andasse insieme a loro. Allora Mosè ha pregato Dio e ha detto: Dio, sappi una cosa, se tu non vieni con noi, se tu non ti muovi con il popolo, se non vedo la colonna di fuoco davanti a me finché cammino di notte, se di giorno non mi copre quella nuvola che tu metti sempre sopra di noi quando camminiamo nel deserto, io non partirò da qua. Se tu non sei con me, io non mi muovo. E questo è quello che anche noi dobbiamo fare e dobbiamo sapere: se Dio non è con noi, la prova non potrà essere vinta, la battaglia non potrà essere vinta. In Giovanni al capitolo 15 Gesù è molto chiaro dicendo: ragazzi, voi senza di me non potete fare niente, non potete fare nulla. Volete riuscire in qualcosa? Io devo essere con voi. E qui Dio sta dando questo ulteriore consiglio a Giosuè, che è un consiglio per tutti quanti noi. Vuoi superare la prova, vuoi vincere la battaglia, devi portarmi insieme a te. Portare Dio con noi significa avere una vita di intimità con Dio, creare una vita di intimità con Dio. Se tu dici Dio è con me, ma non preghi, se tu dici Dio è con me, ma non leggi la parola, non mediti sulla parola, se tu dici Dio è con me, ma non vivi la comunione con la Chiesa, se tu dici Dio è con me, ma non hai un minimo di intimità con Lui, come potrà Dio essere con te? Se noi vogliamo superare la battaglia, Dio deve essere con noi, e perché Lui sia con noi dobbiamo ricercare l'intimità con Lui. Un altro suggerimento, taglio un po' perché è già un po' tardi, ma un altro suggerimento che ci viene dato per superare le nostre battaglie, per vincere le prove della nostra vita. Prosegue il testo dicendo: e avverrà che quando i sacerdoti suoneranno il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un grande grido. Qui esplicitamente non lo dice, ma se noi andiamo avanti con i versetti vediamo che poi Giosuè questi consigli li rivolge a tutto il popolo. E Giosuè è molto chiaro quando prende questa parte dei consigli, perché dice: quando suonerà il corno tutti quanti insieme gridiamo, ok? Ma prima che il corno abbia suonato nessuno deve dire una parola, tutti zitti, non si deve sentire la voce di nessuno. Dobbiamo marciare per 13 volte intorno a sta città e non si deve sentire una parola. Adesso io mi chiedo, no? È una cosa che mi sono sempre posto questa domanda. Pensate a questa città, Gerico, era una città fortificata, 2 cinte di mura intorno alla città. La cinta interna aveva uno spessore superiore ai 3 metri, quella esterna di 2,5 metri, tra una cinta e l'altra era piena di pezzi di legno che univano le 2 cinte murarie. Era una città enorme e era costruita sopra una collina, affinché
qualcuno potesse attaccare la città doveva scalare praticamente una collina per arrivare fino là. Da lì sopra, da sopra le mura, le guardie di Gerico avevano un'ottima visuale, no? L'esercito di Gerico. Io mi immagino il popolo di Israele che per 13 volte fa il giro della città, ok? Secondo voi, in 7 giorni che hanno girato la città, non c'è stato un soldato di Gerico che gli è venuto l'idea, ma quasi quasi gli lancio una freccia, quasi quasi gli lancio una lancia. Io penso che finché il popolo girava erano bombardati da sopra le mura in tutti i modi possibili, no? Penso che sia qualcosa di un raziocinio non tanto sbagliato, anche perché il popolo non poteva fare niente, doveva solo marciare in silenzio. Quelli di Gerico potevano anche uscire un po' dalla città se erano un po' lontani, e il popolo doveva marciare in silenzio. E sapete, questa è una cosa che mi attira molto, no? Perché questo silenzio, per quanto possa sembrare un silenzio profetico, per me più che un silenzio profetico è un silenzio che ha tutt'altro significato. Perché quanti di voi si sono già trovati in mezzo a una prova, a una battaglia nella vita? Possono alzare la mano chi si è già trovato davanti a una prova, davanti a una difficoltà? Bene, quanti di voi? No dai, non lo posso dire perché non voglio tirarmi l'ira di nessuno. Non serve alzare la mano. Ma quanti di voi, quando è arrivata la difficoltà, hanno glorificato Dio? O quanti di voi, quando è arrivata la difficoltà, hanno detto sì, vai, era proprio il proposito per cui sono entrato nel processo? O quanti di voi, quando è arrivata la difficoltà, hanno preso il telefono, hanno chiamato gli amici in Brasile o da qualche altra parte, i parenti o i pastori, e hanno cominciato a lamentarsi della difficoltà che è arrivata nella loro vita? Sapete, questo stare in silenzio davanti alla prova, per me è un consiglio che Dio ci dà di non lamentarsi davanti alla prova. È un consiglio che Dio ci dà di dire: è arrivata la prova è per il tuo bene, è una prova della tua fede. Non serve che alzi il telefono, chiami la mamma, il papà, la sorella, il fratello, qualcun altro e cominci a dire: oh, non puoi credere a quello che mi è successo, mi stanno succedendo di tutti i colori. Non sto dicendo che sia sbagliato consigliarsi, soprattutto consigliarsi con persone che hanno una maturità cristiana, penso che sia la cosa ideale da fare. Ma io sto parlando proprio di lamentarsi, no? Lamentarsi esplicitamente di tutto quello che ci succede di brutto nella nostra vita. E sono sicuro che, come io mi sono già lamentato nella mia vita, anche se in pochi qua lo sanno, spero nessuno, ma molti altri si lamentano insieme a me. E quello che Dio ci dice di fare è non lamentarti. La prova è per il tuo bene. La prova è per un proposito. La prova finirà con la tua vittoria. E infatti quello che Dio ci dice è: quando i sacerdoti suoneranno il corno, tutto il popolo insieme, lì, in quel momento, lanci un grido. E non so se a voi sembra strano questo, ma in quel momento, quando i sacerdoti hanno suonato il corno, le trombe, le mura non erano crollate, le mura erano ancora in piedi, l'esercito nemico era ancora lì, pronto a aspettarli. Eppure Dio dice: lanciate un grido, esultate, nonostante sia ancora tutto lì, nonostante la battaglia non sia vinta ai vostri occhi, potete già lanciare un grido. Io mi ricordo di un episodio, era il 1998, uno dei giorni più tristi forse nella vita di qualcuno, e per qualcuno intendo me e Alberto Peroni. È successo un giorno in quell'anno che molti di voi non sanno, ma si tratta di qualcosa a livello calcistico, una delle partite che fino ad oggi tutti quanti si ricordano, Inter-Juve. Io avevo 9 anni, ero a casa di amici dei miei genitori, ero l'unico interista, tutti juventini.
A un certo punto, rigore per la Juventus. Uno di questi amici dei miei genitori, quando Del Piero si è messo per battere a rigore, ha detto: pronti a tirare un urlo? Quando Del Piero ha tirato il rigore e il portiere l'ha parata, io sono stato l'unico, figurati, un bambino così, sì! E tutti quanti in silenzio che mi guardavano tristissimi. Vabbè, poi l'Inter ha perso, ma ingiustamente. Comunque, non stavamo parlando di questo. Quel giorno io ho capito che non bisogna tirare un urlo prima di aver visto la vittoria. Eppure Dio ci dice di fare il contrario. Dio ci dice: le mura non sono cadute, ma tu puoi già esultare. Dio ci dice: il nemico è ancora lì, ma tu puoi già gridare. Dio ti dice: la battaglia non è ancora vinta, ma sappi una cosa: se tu perseveri, se io sto camminando con te, se tu non hai passato tutto il tempo di questa battaglia lamentandoti, tu puoi già dare un grido di gloria, perché la battaglia è già vinta. E io mi rifaccio a quelle parole che Dio ha detto a Giosuè proprio all'inizio di questo discorso: guarda, oggi io do in mano tua il popolo di Gerico, il suo re, i suoi guerrieri. Questo è quello che oggi Dio promette anche a noi. La battaglia arriverà nel nostro processo. Questa è la terza tappa, è una tappa per cui tutti quanti noi prima o poi passeremo. Ma possiamo stare certi che se Dio è nel nostro mezzo, noi vinceremo questa battaglia. C'è un versetto molto conosciuto nella lettera ai Romani in cui c'è scritto che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Tu puoi già dare il tuo grido di vittoria. Devi perseverare, sì, ma puoi già dare il tuo grido di vittoria. Devi portare Dio con te, sì, e puoi già dare il tuo grido di vittoria. Devi passare una prova senza lamentarti. Devi farlo, è difficile ma devi farlo, ma se lo fai puoi già dare il tuo grido di vittoria, perché Dio ti darà vittoria in questa battaglia. Dio ti darà vittoria in questa prova, Dio ti darà vittoria in questa guerra. Credi questo nel nome di Gesù? Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi? L'ultimo consiglio, l'ho già anticipato prima in realtà, ma questo è l'ultimo consiglio che ci viene dato in queste istruzioni vincenti che Dio dà a Giosuè. Dio dice così alla fine dell'ultimo versetto che abbiamo letto: tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé. Non c'è altro modo per superare la battaglia, non c'è altro modo che di superare la prova che non andando dritto davanti a noi. Non c'è altro modo. Se durante la difficoltà della battaglia, se durante la difficoltà della prova che stiamo passando, per quanto possa essere dura, per quanto possa essere difficile, noi cominciamo a tornare indietro o a voltarci da una parte a quell'altra, questa battaglia non sarà superata. Il processo non potrà essere compiuto. L'unico modo per riuscire ad arrivare alla fine di questa camminata, di questo processo, raggiungere la salvezza perché si sta proponendo questo, raggiungere un cambiamento perché si sta proponendo questo, o ricevere più potenza da parte dello Spirito perché si sta proponendo questo, è andare dritto davanti a sé senza voltarsi indietro, senza voltarsi né a destra né a sinistra. È continuare su questa strada, è continuare in questa battaglia, è perseverare con la certezza che se Dio è con noi, questa battaglia è già vinta nel nome di Gesù. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù ti
Ti ringraziamo, Signore, di questo tempo, di questa serata, di questa parola, Signore, per i nostri cuori, una parola nel quale, Signore, Tu ci consigli come superare le difficoltà, le prove, le battaglie della nostra vita, quelle prove che noi affrontiamo quando siamo nel mezzo di questo processo. Ti chiedo, Signore, che questa parola possa entrare nei nostri cuori per darci sollievo quando ne avremo possibilità, per fortificarci quando avremo questa difficoltà, questa battaglia, per consigliarci quando passeremo per questa prova. Che noi possiamo ricordarci in ogni momento che perseverare è la prima parola d'ordine che Tu ci dai, che il camminare insieme a Te e creare una vera intimità con Te è qualcosa di imprescindibile che noi dobbiamo fare per vincere le prove, le battaglie della nostra vita. Che noi possiamo ricordarci in ogni momento che non dobbiamo aprire la nostra bocca per lamentarci, ma solo per glorificare Te e il Tuo nome, perché la battaglia è già vinta. Noi vogliamo credere questo, per fede noi lo sappiamo. Dacci la certezza di questo, provaci ancora una volta che Tu sei il nostro Dio e in mezzo alla battaglia vieni in nostro soccorso, vieni in nostro aiuto, dacci la vittoria. Per questo noi Ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.